Sono stati impegnati 35 militari e 4 motovedette nell'operazione Fenice, svolta dalla Guardia Costiera del Veneto sotto il coordinamento del nono centro regionale di controllo area pesca della Direzione Marittima del Veneto. Obiettivo: il contrasto alla pesca illegale o perché svolta da operatori non autorizzati o in aree vietate o durante periodi di divieto. Controllata tutta la filiera facendo attenzione alla tracciabilità del prodotto ittico e al rispetto dell'HCCP. Le ispezioni sono state condotte in mare e da remoto e hanno dato la possibilità di individuare pescherecci a strascico e volanti sotto le 6 miglia nel periodo in cui era vietato per la salvaguardia dello stock, un motopeschereccio transitante dove era vietato e numerose imbarcazioni a strascico e vongolare che avevano compilato in modo non corretto il giornale di pesca. In alcuni ristoranti le ispezioni hanno permesso di rilevare la mancanza della corretta etichettatura e quindi la mancanza di tracciabilità. In altri casi la non applicazione delle procedure dell'HCCP. In questi casi la merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e avviata alla distruzione. Norme igienico-sanitarie violate, mancanza di etichettatura anche in un supermercato a cui è stato sospeso l'esercizio. Nel corso di 66 controlli l'operazione Fenice ha permesso di sequestrare circa 2 tonnellate di prodotto ittico e di elevare sanzioni amministrative per un totale di 51.500 euro. Grazie ai controlli effettuati, la Guardia Costiera tutela il consumatore finale e le risorse. Anno nuovo, agenda nuova. Vieni a scegliere la tua agenda o il tuo calendario per il 2023 alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia.